Siamo da Filippo Drago, un'istituzione. Cioè, prima che arriviamo dico che già lui è un'istituzione. No, vi trovate a Castelvetrano in un'azienda molitoria dove il grano siciliano, rigorosamente coltivato in Sicilia, diventa semola, farina, semola per la pastificazione, farina per la panificazione, per la pizza, per i biscotti. Sottolineo che usiamo solo grani coltivati in Sicilia perché questa è stata la nostra chiave di successo. I grani coltivati nel progetto Grani d'autore, c'è il volto della filiera dalla terra alla tavola, è stato un ulteriore passo avanti per comunicare al consumatore l'origine anche della materia prima impiegata per ottenere i nostri prodotti finiti. L'azienda molitoria di Molini del Ponte, io sono la quarta generazione di molitori, ha una caratteristica che è quella della convivenza nello stesso luogo dei due sistemi più di molì del grano, e sono la molitura a pietra naturale con macine francesi della cava di La Ferté, rabbigliate, quindi con un diagramma di macinazione che tendo a sottolineare, e un moderno impianto molitorio a cilindri dove con una pressione molto leggera dei rulli si ottengono anche lì delle farine artigianali. Quindi la tradizione è l'innovazione con i due sistemi di macinazione sono supportati da un impianto di molitura all'avanguardia e di pulitura, scusate, del grano all'avanguardia, con sistemi che adottano le grandi industrie. Questo mi ha permesso di ottenere farine artigianali, sottolineo artigianali, quindi naturale. Io le chiamo nel mio slogan le spremute di grano, è un marchio registrato, uno slogan registrato, le spremute di grano però contemporanee, cioè farine che se portate in laboratorio sono prive di elementi estranei, quindi il field test non rivelerebbe e non rileva presenze di corpi estranei, e quindi farine che possono tranquillamente essere impiegate sia dagli artigiani ma anche dalla piccola e grande industria. I nostri clienti si trovano per la stragrande maggioranza fuori dalla Sicilia, in Europa, negli Stati Uniti, in Australia, in Giappone, abbiamo un po' ovunque. Questo successo è legato al fatto che il mio primo ingrediente è la Sicilia. Questo secondo me è anche legato a te, perché diciamo che ovunque ci giriamo Filippo Drago è un'istituzione di conoscenza, di sistema, di sicilianità e di attenzione alla sicilianità. Di attenzione alla sicilianità, questo è infatti un luogo visitato da tanti colleghi curiosi, clienti, perché come diciamo noi lo slogan le visite sono gradite senza preavviso, un po' come la vostra oggi, ma gradevole, è una cosa che diciamo con gioia, perché c'è uno stile e uno standard di vita lavorativa che è quello che è un protocollo applicato di avere tutto in ordine e tutto con un criterio attuale. Un impianto climatizzato, questa è la quinta estate che viviamo in un ambiente privo di caldo, di umidità, quindi è anche questa una unicità, non è che in Italia gli impianti sono comunemente climatizzati. Siamo in certificazione a brevissimo BRC IFS, già ISO 22000, in essere la 22005 che già applichiamo nel progetto appunto Grani d'autore. Qui comunichiamo il luogo dove è stato coltivato il grano, il contadino, l'azienda agricola, la squadra, il mugnaio, l'azienda quindi molitoria, l'artigiano, e il consumatore deve avere tutte queste informazioni per avere una chiarezza di quello che sta portando sulla tavola. Parlavi di quarta generazione, quindi tuo padre? Il mio bisnonno, già cocchiere della città di Marsala, era un commerciante di farina, grani, mosto, uva e quant'altro. Mio nonno continua e scia con questo sempre nella città di Marsala. Mio padre nasce a Marsala, ma già ad un anno, quando compie un anno, si trasferisce con la famiglia a Castelvetrano, e nel 1965 nasce questo mulino con un edificio su 5 elevazioni a campata unica con destinazione impianto molitorio. Trasferiscono alla fine degli anni 70 i mulini a pietra che erano un tempo lungo il fiume Modione, poi in un'area qui del centro storico di Castelvetrano, lo trasferiscono in questa attuale sede che è la sede storica. Ci troviamo ancora oggi in centro storico, abbiamo rilevato un'azienda accanto di 5.000 metri quadrati che ci ha permesso l'espansione senza andare via dalla città, ma questo è stato voluto perché
perché io ho pensato e credo che andare via da questo luogo significherebbe anche perdere un po' di identità. Quindi siamo artigiani, Bisogna facciamo delle scommettere. quantità da artigiani e ci permettiamo di rimanere qui. Poi ho dei magazzini di stoccaggio grano in varie aree della Sicilia, perché tutto il macinato dell'anno non potremmo tenerlo qui in azienda per questione di metri quadrati, e quindi ho delle collaborazioni con produttori, con commercianti di grano che dopo aver io acquistato il grano lo tengono in giacenza fino al ritiro. Vedo una serie di referenze, pasta ed altro. Abbiamo dalla molitura del grano, otteniamo della semola e della farina integrale da molitura a pietra naturale, della semola setacciata per panificazione o per pastificazione con l'impianto a cilindro. Si fanno delle farine in confezione in ATM che ci permette, che usiamo per l'esportazione ma anche per le vendite sugli scaffali, da 500 grammi fino a 5 kg, ma ci hanno chiesto anche delle confezioni da 100 grammi che riusciamo a fare con questo sistema modernissimo. Produciamo della pasta sia integrale che di semola utilizzando 3 varietà: il russello, il perciasacchi e non ultimo la tumminia, che invece è al primo posto perché è quella più venduta. La nostra azienda poi ha ampliato la visione acquistando un'azienda agricola dove abbiamo circa 1200 alberi di ulivo e produciamo un olio extravergine di oliva di varietà nocellare in purezza che commercializziamo con il marchio Primula Verde. Siamo in conversione biologico, dal raccolto dall'imbottigliamento 2024 verrà certificato l'olio biologico. Complimenti, diciamo che tra la qualità, l'identità, la storia, insomma tutto, e poi con questa velocità l'azienda può solo crescere, sia diciamo, la grinta, l'energia che poi si sapeva e ce l'hai, e assolutamente si capisce perché è un'azienda dinamica che va avanti e non si ferma più. Quindi Poi racconto la mia vita, quindi non ho bisogno di recitare un copione No, e non ho bisogno di un assolutamente. No, ma copione. infatti- Tutto ciò che viene fatto, viene raccontato, che è quello, diciamo, dire quello che si fa e fare quello che si dice, non ha bisogno di copione. Assolutamente. Viva Filippo Drago, la Sicilia con tanto di identità, e viva Molini del Ponte. Ringrazio Complimenti. voi, grazie, ringrazio voi per essere qui in questo momento, ringrazio voi perché comunque ogni momento è importante e serve per comunicare un progetto, perché da sole si è eremita Gioco in di squadra, montagna. assolutamente, Questo gioco è di squadra. chiaro. Complimenti, complimenti. Grazie, Grazie. grazie.